Eccoci Karen, buongiorno. Buongiorno. Hai visto che posto meraviglioso? Un posto stupendo, stavo ammirando questi meravigliosi affreschi che sembrano tra l'altro molto antichi. Sono davvero molto antichi. Tu pensa che qui questa struttura che vedi risale intorno all'anno 1000 che prende questa forma, ma già dal VII-VIII secolo abbiamo delle testimonianze in cui i fedeli arrivavano da tante zone qui limitrofe per partecipare alle funzioni religiose, soprattutto al battesimo, perché questa chiesa, l'antica pieve di San Pietro di Feletto, era l'unica ad avere la fonte battesimale. Un punto di riferimento per la popolazione locale. Assolutamente sì, e non solo. Tra l'altro vedi, noi siamo sotto questo porticato che aveva anche la funzione di riparare chiaramente i fedeli, ma non solo i fedeli, anche tutta la popolazione che veniva proprio in questo punto per creare degli affari, per le parti più economiche, e quindi non c'era solo vita religiosa ma anche sociale a 360 gradi. È molto interessante questa storia e in effetti si sentono ancora i rintocchi di questo vecchio campanile che secondo me ancora richiamano la popolazione a ricordarsi di queste radici storiche profondissime del territorio. Decisamente sì. Hai nominato il campanile, attenzione, poi lo vedremo meglio, è staccato completamente dal corpo centrale della chiesa. Infatti. E questo è un chiaro richiamo all'epoca romanica, e questo campanile è simile in tutto e per tutto a quello di Aquileia. Ma se vuoi noi ci incamminiamo intanto, così ti porto in un altro percorso davvero magico, davvero interessante. Grazie. Allora Karen, inizia ufficialmente il nostro tour, questo viaggio tra le colline, alla scoperta del territorio. Abbiamo appena abbandonato l'antica pieve di San Pietro di Feletto. Dedicata a San Pietro, giusto? Dedicata a San Pietro Apostolo, bravissima. Ecco, noi abbiamo detto che era un punto di riferimento molto importante per tutti i fedeli, non solo di questa zona, ma anche dalle zone limitrofe. Certo. Tu pensa che il suo territorio, nelle varie cappelle che si trovavano in giro, arrivava fino a Santa Maria di Feletto, a Refrontolo, Formeniga e addirittura Collalbrigo. Un territorio vasto, quindi un punto di riferimento Decisamente centrale. sì. All'interno invece, Karen, ci sono un sacco di affreschi davvero interessanti di epoca bizantina, di vari autori. Proseguiamo intanto noi il nostro percorso. Ti porto in un posto interessante. Sono curiosa. In una bottiglia de Il Colle c'è molto più che semplici vigne, perché non si beve solamente. Il profumo irriverente de Il Colle ridefinisce l'esperienza del vino come esperienza di vita. Forti radici nella terra permettono di rivolgersi al futuro con vigore e sicurezza. La storia de Il Colle è il sogno della nostra famiglia, un percorso generazionale che affonda le sue radici nel XVIII secolo, tra Venezia e le Dolomiti, arrivando fino ad oggi. Azienda vitivinicola Il Colle, dal 1978 a San Pietro di Feletto in via Colle 15. www.proseccoilcolle.it. Karen, tu lo sai meglio di me, questo territorio, oltre alla bellezza, oltre alla cultura, abbiamo visto già delle strutture storiche molto interessanti, Sì. è anche ricco di territorialità a livello agricolo. Certo, questo attaccamento all'agricoltura è comunque antico almeno quanto i monumenti e i luoghi che stiamo visitando. Già in epoca romana probabilmente vennero iniziati i primi insediamenti viticoli e anche poi in seguito nella tradizione medievale c'era una cura veramente riconosciuta e importante. Tanti editti davano delle regole anche per quanto riguardava il momento della vendemmia, il momento della cura delle viti, che era un momento centrale, quindi c'era veramente un'attenzione altissima che è stata sicuramente ripresa anche negli ultimi tempi. È molto bello riuscire anche a scoprire il territorio anche semplicemente con una passeggiata in macchina. E come puoi vedere qui si stagliano proprio le colline del Conegliano Valdobbiadene di OCG, anche quelle più ripide, mentre questa zona dei feletti, come vedi, è molto più dolce anche nei pendii, nelle salite, e arriva poi fin giù fino a Conegliano. Ecco, perché diciamolo, tu sei un'esperta chiaramente. Questo è il territorio dove nasce il Prosecco. Il Prosecco di OCG, Non certo, solo, ovviamente. certo. Non solo, però questo Assolutamente, è uno dei prodotti di assolutamente. punta che caratterizza i vigneti. Ma
il vitigno originario credo che non sia Prosecco. No, in questo momento si deve parlare di Glera, da quando nel 2009 è stata istituita la DOCG. Il Prosecco definisce un territorio che non comprende chiaramente soltanto questi comuni, ma comprende tutto il comprensorio che va da Conegliano a Valdobbiadene. Però è chiaro che un secolo e mezzo fa, quando il Prosecco, il vitigno, quindi oggi chiamato Glera, ha iniziato a prendere piede, era chiamato chiaramente Prosecco. Prima in realtà c'erano tantissime altre varietà, quindi è una storia abbastanza recente in realtà per questi territori, se paragoniamo ovviamente a tutte le altre bellezze che abbiamo visto, hanno radici molto più antiche. Trattoria alla Tripolitania, immersa nelle colline del Prosecco, affonda le sue radici nel Felettano ben 117 anni fa e da allora propone prodotti e pietanze di altissima qualità, sempre legate al territorio e alla tradizione della cucina veneta. La cantina è costituita da vini locali del territorio, così come tutti i contorni che accompagnano le pietanze suggerite dal menù. Ecco perché la Trattoria alla Tripolitania collabora costantemente con aziende agricole della zona. Trattoria alla Tripolitania, a Refrontolo, in via Mire Basse 38. Per informazioni e prenotazioni chiama il numero 0438 894112. Karen, io ti avevo promesso di accompagnarti in un posto magico. Si tratta di un sentiero completamente immerso nella natura, qualcosa di magico e meraviglioso, dedicato a una delle persone più importanti della storia. Tu sai di chi stiamo parlando? No, illuminami, Riccardo. Stiamo parlando di Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono. Chiaro. Pensa che lui adorava venire a trascorrere delle vacanze, dei lunghi periodi in queste zone, proprio per la tranquillità del territorio. Trovava tutto molto rilassante, proprio per staccare dagli impegni quotidiani, sia a Roma, ma anche quando era patriarca di Venezia, soprattutto, veniva proprio in queste zone. La sua casa patriarcale è proprio qui dietro la pieve di San Pietro di Feletto. Fantastico, quindi è un suggerimento anche per chi vuole trovare un pochettino di quiete. Non serve fare tantissima strada, ma anche qui alla portata del nostro territorio abbiamo un posto dove poter trovare la pace dell'anima. Stiamo per arrivare in uno dei punti magici, uno dei punti più importanti anche proprio per Papa Giovanni XXIII, quello che noi chiamiamo Roccolo. Lui in queste zone camminava, passeggiava, andava a riscoprire l'anima, andava a trovare proprio la parte più profonda di sé. Immersi nella natura, li vediamo insieme questi vigneti ancora bellissimi. Certo. Lui trovava la pace, trovava la serenità. Ora ti porto in questo primo posto. E questo è il famoso roccolo, allora? Questo è il famoso roccolo, vedi, ci sono questi alberi in circolo. Tu lo sai che cos'era il roccolo in tempi antichi? Ricordamelo, Riccardo, mi pare che servisse per catturare uccelli migratori, se non sbaglio, che quindi venivano inglobati all'interno delle reti, proprio per questo erano stati piantati questi alberi in circolo. In circolo, esattamente, brava Karen. Qui siamo, come abbiamo detto prima, a Roccolo, uno dei punti più importanti per il patriarca di Venezia, Angelo Roncalli. Ma questo percorso in particolare è stato inaugurato nel 2019, quindi piuttosto di recente, sì, proprio per celebrare questa figura del Papa Buono, quella che tutti ci ricordiamo. E devi sapere una cosa, questo Papa, quando veniva, anzi il patriarca, quando veniva in questa zona per rilassarsi, amava tantissimo fermarsi con la gente a chiacchierare. E questa cosa andava davvero contro ogni protocollo previsto per il tipo di ruolo che aveva. Beh, Riccardo, con tutta questa meraviglia, sai cosa ti dico? Voglio sperimentare anch'io i passi che fece Angelo Roncalli attraverso questo sentiero. E io vado avanti a piedi, per quanto? Guarda, sono all'incirca 4 chilometri, ma davvero ne vale la pena. Non ti preoccupare perché in un'oretta e 10, poi dipende dal tuo passo, arriverai in fondo. E anzi, è proprio di là dove intercettiamo il muro di Cadelpoggio
che ci rincontreremo di nuovo. Perfetto, io vado allora. Buona passeggiata! Proprio fortunata oggi perché siamo in un momento stupendo e si sente un profumo meraviglioso. Siamo in piena fioritura della glera, davvero un momento bellissimo e meraviglioso. Perfetto per proseguire questo viaggio dell'anima. Ca del Poggio, dove il prosecco incontra il mare. Ca del Poggio Ristorante e Resort sorge nel cuore delle colline del Prosecco Conegliano Valdobbiadene. Il ristorante, con specialità pesce, apre le sue porte a quanti amano i piaceri di una tavola aristocratica, ricca dei profumi veri del mare Adriatico, arricchita da una sapienza gastronomica acquisita in lunghi anni di seria professione. Il resort a 4 stelle è ideale per un dolce rifugio nella natura, un luogo insolito per rigenerarsi lontano dalla quotidianità. A pochi chilometri da Cortina e da Venezia, è un punto di partenza ideale alla scoperta di un territorio singolare dalle infinite attrattive. Ca del Poggio Ristorante e Resort, via dei Pascoli 8 a San Pietro di Feletto. Info su cadelpoggio.it. Allora Karen, com'è andata? Dai, vieni, ci sediamo un attimo, Grazie. ok? Allora, tu hai appena fatto il sentiero dei 100 scalini. C'è scritto qua che sono 100 gradini, averlo saputo li avrei contati da sopra, però molto, molto bello, molto interessante, si è respirato proprio un'aria di tranquillità, senti anche il canto degli uccelli che per fortuna non vengono più catturati dai roccoli, quindi possono scorrazzare tranquilli ad allietare questo meraviglioso sentiero. Sono libera come te adesso, perché come promesso io ti sono venuto a prendere qui sul muro di Ca del Poggio. Bene. Che ormai è famoso in tutto il mondo per un evento incredibile che si svolge in Italia ed è proprio il Giro d'Italia, quindi in ambito ciclistico questa è una delle salite più impegnative del mondo. Eh sì, non chiedermi di farla in bicicletta. Oggi no. Oggi ho già no. dato, Però pensa che questa strada qui era quella che faceva l'antico Pievano per andare a raggiungere tutte quelle cappelle di cui ti parlavo e quindi da questa parte andava verso Formeniga, ad esempio. Certo, quindi un posto, un luogo meta di veri e propri pellegrinaggi, quindi servono a rinforzare il corpo, l'anima e per fortuna poi abbiamo anche dei ristori incredibili grazie ai vini del territorio. E adesso la strada che vediamo è fatta in questo modo, ma all'epoca decisamente era molto diversa, Certo. Era una strada molto più piccola, sterrata assolutamente e quindi i mezzi che avevano a disposizione per muoversi erano molto diversi da quelli di oggi. Immagino. Si immagina potessero andare a piedi o magari con qualche animale. Cavalli difficile, forse degli asinelli all'epoca era un po' più facile da trovare. Eh sì, credo proprio di sì. Non essendoci asinelli a nostra disposizione, possiamo risalire sul nostro fantastico mezzo che ci ha accompagnato durante questi tragitti. E allora vieni con me, saliamo in auto e ti accompagno al Belvedere di Rua di Feletto. Grazie, un appoggio. La natura ci circonda in ogni dove, non soltanto con i vigneti, ma questo era un luogo anche di boschi, un luogo boschivo. Era tutto bosco anticamente, assolutamente. sì, Si pensa che si narra anche di un percorso che parte dal castello di Conegliano. Sembra ci fosse dalla leggenda una piccola porticina che dava proprio sui boschi di questa zona, in modo che per evitare gli attacchi magari di nemici potessero scappare in mezzo alle frasche dei boschi che erano davvero molto fitte. La Società Agricola Castellalta è una piccola realtà produttiva nella zona storica di produzione del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, che ha voluto riprendere la tradizione vitivinicola familiare. I vigneti sono piccoli appezzamenti situati prevalentemente a San Pietro di Feletto e Solighetto, in piena zona di OCG, con piante che raggiungono anche i 60 anni di età. Le piante, in modo particolare la vite, sono esseri viventi.
e vanno rispettate come gli esseri umani. Per questo si producono uve in modo sostenibile, adottando sistemi di produzione integrata avanzata. Tra i prodotti di punta di questa realtà troviamo il Prosecco Superiore DOCG Extra Dry, il Prosecco Superiore DOCG Brut e il Prosecco Superiore DOCG Extra Brut. La Società Agricola Castellalta si trova a San Pietro di Feletto in via Castella 17A, località Rua. Scopri di più su www.castellalta.it. Eccoci Karen, come promesso ti ho accompagnata al Belvedere di Rua di Feletto. Beh, direi che anche questa altura fa un po' competizione a quella dell'antica Pieve. Questa è l'altura addirittura più amena della zona del Felettano. Questa zona si chiama Colle Capriolo e devi sapere che era il 1665 quando un patrizio veneto, Alvise Canal, fece dono agli eremiti di San Romualdo proprio questa altura, in modo che potessero costruire quello che poi è diventato l'eremo camaldolese, che è proprio qui dietro alle nostre spalle. O meglio, qui dietro c'è quello che è rimasto dell'antico eremo, perché delle 14 celle più la struttura centrale, che erano state costruite all'epoca, oggi rimangono solamente 4 celle. Le celle erano esattamente le stanze di questi monaci eremiti. Delle 14 celle esistenti più la struttura centrale, oggi ne rimangono solamente 4 e queste celle erano proprio le casupole, erano le stanze di questi monaci eremiti. Loro sposavano quella che era la regola benedettina, che era proprio ora et labora, quindi preghiera e lavoro. Beh, certo, vedendo poi tutto il nostro panorama agricolo, veramente ne avevano da lavorare e grazie al loro intervento anche la parte della viticoltura che abbiamo più spesso citato sicuramente è stata mantenuta, cioè rivestiva un ruolo, la presenza comunque di questi religiosi sicuramente anche importante nel preservare questo patrimonio, un luogo che trasmette calore, soprattutto anche per di queste meravigliose piante e un paesaggio da ammirare, quindi possiamo consigliare a tutti quanti di venire a frequentare, a scoprire queste zone che sono davvero incredibili. Karen, questa era solo la prima puntata del nostro viaggio, ma noi continueremo per scoprire altri luoghi davvero molto interessanti. Bene, bene. Ora seguimi perché c'è ancora una piccola cosina per noi. Ok, ti seguo. La tenuta Santa Eufemia sorge tra le colline venete dell'Alta Marca trevigiana, in un antico casolare ottocentesco, finemente ristrutturato che lascia integra tutta la storia e la cultura che l'hanno caratterizzato durante lo scorrere del tempo. La struttura si presenta immediatamente come il punto di partenza perfetto per numerose attività, dai percorsi enogastronomici a quelli più tipicamente naturali o culturali, o anche semplicemente per un soggiorno nel completo relax, rilassandosi e sorseggiando il tipico prosecco di OCG prodotto dalla tenuta tramite coltivazione biologica. Tenuta Santa Eufemia, in via Borgo America 22, a Rua di San Pietro di Feletto. Tenuta Santa Eufemia, un soggiorno all'insegna della tranquillità. Questo era il momento che aspettavo da tutta la mattina, finalmente dopo avermi fatto camminare 4 km e avermi mostrato tantissime cose che non conoscevo di questo territorio, quindi grazie. Ma grazie a te. Adesso possiamo finalmente goderci il nostro prosecco OCG della zona dei Feletti. Evviva! Situata a Rua di Feletto, tra le verdi colline patrimonio UNESCO, Capinetta offre un appartamento dotato di 3 camere da letto, bagno, biancheria da letto, asciugamani, TV satellitare a schermo piatto, zona pranzo, cucina completamente attrezzata e terrazza con vista sul giardino. Sono inoltre disponibili gratuitamente la connessione Wi-Fi e il parcheggio privato. Capinetta, in via Veneto 1 a Rua di San Pietro di Feletto.